Settima corsa, premio Aniok, delegazione Forlì-Cesena. Reclamare per cavalli di 3 anni. Sono in 8 il via dopo il ritiro del numero 1. 2 Bella Maisan, Andrea Farolfi. 3 British Matley, Emanuele Migliori. 4 Beatrice Cris, Carmine Piscuoglio. 5 Boato di No, Vincenzo Piscuoglio. 6 Brevart, Cesare Ferranti. In seconda fila 7 Barberi Lakshmi, Alessandro Gocciadoro. 8 Billabong, Nicola Salacone. 9 Bol di Cuma, Mattia Orlando. Proprio in errore Bol di Cuma, rompe anche Beatrice Cris, veloce. Bella Maisan cerca di rientrare a British Matley. Alla fine Emanuele Migliori decide di ripiegare, fa un bel parcheggio in seconda posizione, però poi si getta di galoppo. E stessa cosa per numero 5 Boato di No, squalificato. Alla fine rimane davanti nettamente Bella Maisan su Barberi Lakshmi, che è filtrato secondo, davanti a British Matley che si è rimesso in terza posizione. Poi vediamo, ci sembra Brevert in quarta posizione, intanto 31 i primi 400 metri per la fila di Malabor Circola S, che ora viene avvicinata da Barberi Lakshmi. Poi la rimessa British Matley, 600 metri in 47. Siamo al passaggio davanti alle tribune. Sono rimasti praticamente in 5, tutti un po' sgranati, con in vantaggio Bella Maisan e Andrea Farolfi. Barberi Lakshmi segue la scia, poi British Matley davanti a Brevert e poi Billabong in quinta posizione. Il giro va via in 1 e 2, quindi c'è la frazione qui davanti alle tribune, sempre in vantaggio Bella Maisan, allieva di Giuseppe Citarella, con in schiena Barberi Lakshmi che aspetta ancora per sferrare l'attacco, curva in 16, si avvicina anche British Matley con Emanuele Migliori, mentre gli altri sono un po' più distanti. 450 metri alla fine, con in vantaggio sempre Bella Maisan, pedinata da Barberi Lakshmi. Attende ancora Alessandro Gocciadoro per sferrare l'attacco, 15-2. Siamo a metà dell'ultima curva, accenna a spostare Barberi Lakshmi, ma sembra ancora salda al comando Bella Maisan. Ultima curva passata in 15-2, retta d'arrivo, ci prova ora Barberi Lakshmi, cerca di reagire Bella Maisan, ultimi 100 metri, ci prova ancora Barberi Lakshmi e alla fine Barberi Lakshmi viene a vincere su Bella Maisan, mentre al terzo è British Matley. 1.16.3 la media al chilometro per la figlia di Conway Ole, Dolly Kronos, per la scuderia Horses Hour Passion di Federico Rescio, il guida ai training di Alessandro Gocciadoro al doppio in serata. Viene a vincere di spunto secco, aspettato fino ai 200 finali, poi giustiziare Bella Maisan che l'ha fatta davanti. E quindi si chiude nel segno di Alessandro Gocciadoro questo convegno di Cesena. Andiamo a leggere la quota da controfavorito di 2,13 per Barberi Lakshmi. È tutto per questa serata. L'appuntamento con Cesena è per il fine settimana, come sempre, venerdì e sabato.